posto è possibile rimanere in fila per le domande, ma solo 5 persone per microfono, per cui chi è stato invitato a ritornare al proprio posto è pregato di farlo. Per cortesia, solo 5 persone per microfono. Grazie. Please take your seats now. Only 5 people for microphone, so that a maximum of 15 people can ask questions. All the other people that has already been invited to take their seat, please take your seat now. Thank you. Sua Santità, io ho trovato straordinario il suo messaggio stamattina di insegnare la compassione fin dall'asilo. Io insegno in una scuola, la Scuola Mattoni di Modena, e in un mondo così difficile le chiederei di dire qualche parola per i miei studenti, perché possono avere la speranza di costruire un mondo di pace. Your message of compassion for the mainstream education in the school, from the primary schools, from the kids' school up to university, is exceptional and fantastic. I'm running a school for children. C'è Sandra. Your message of compassion to be introduced in the mainstream education is fantastic. I run a school for children. Can you give us some advice and words of encouragement? Actually, I think in the last few years we already start working, making draft or curriculum which can be used in existing secular education field. So I think next year that drafting curriculum about universal value entirely based on scientific finding and on common sense, common experience, not based on religious belief. So next year it will be ready. So then you can carry as an experiment. So that's what you gain experience, and we can change it. Allora, mi sentite? È da un po' di anni che stiamo lavorando a un curriculum vero e proprio di istruzione basato sull'etica secolare, e l'anno prossimo sarà formalmente finito questo curriculum, che si basa lo chiameremo sui valori universali della scienza e dell'esperienza dell'uomo comune, non sulla base di religioni o di dettati religiosi. Per cui in quel momento, aspetta fino all'anno prossimo, dopo questo curriculum sarà per tutti quanti quello che lo vogliono sperimentare, provare, e su quella base anche dare indicazioni di come migliorare.
Prossima domanda. Salve, io sono un ragazzo disabile, volevo chiedere come, cioè io ho un carattere tengo un carattere molto solare, ma come posso cercare di accettare ancora di più la mia disabilità verso il prossimo? Scusa, puoi ridirlo, non ti sento bene. Volevo chiedere a Francesco Dalai Lama come se mi può dare dei consigli su come posso accettare la mia disabilità e non farla vedere al prossimo senza per fare la mia situazione. Okay. So as you can see, I am disabled also. However, I have a very good sorrow character, very open. And my character is very open and sorrow. Can Your Holiness give me some words of encouragement? How can I be further better this character and make it possible so my disability is not imposing on others? Just while I'm having another disabled person on wheelchair, I told him the physical not very important. So our human brain working. So therefore, I told him physical level, my own 2 legs, sometimes no difficulties. But more important is our mind, our brain. So you able to take certain things and sort of bring questions. So therefore, you see, I think the real sort of potential of human being is not physical level. Physical level compared to elephant or some bisons. You say, oh, physical is much weaker. But this really makes differences to human being. So you have still, it's in a brain clear. So the same potential to bring inner peace through practice of love and consider entire human being actually our brothers and sisters. I admit. So, if you're not working here, Vengo proprio adesso da un altro incontro con una persona apparentemente fisicamente disabile e cosa mi viene da pensare? Che in realtà non è il fisico la cosa importante, la cosa più importante per noi esseri umani è il cervello, come funziona la mente e il cervello. Per esempio, nel mio caso le mie gambe fisicamente mi danno delle difficoltà, ma è la mente che è importante, il modo in cui pensi, visto che tu puoi pensare, sei in grado di chiedere, di fare, per cui il potenziale umano non risiede nel fisico, risiede nella mente. Noi non siamo come per esempio gli animali, un elefante, ha un potenziale fisico molto più grande di noi, ma cos'è che abbiamo noi esseri umani? Abbiamo il cervello, la mente che è in grado di pensare, per cui nonostante la disabilità fisica hai una mente chiara, puoi pensare, puoi sviluppare la pace interiore, puoi pensare all'umanità, abbracciarla completamente pensando di loro che sono i tuoi fratelli e sorelle, nello stesso modo. E questo è esattamente quello che io faccio adesso. Grazie. Prossima domanda. Con la mano straordinaria per noi giocatori tormentati. Per favore, puoi chiarire questo punto? La natura delle cose che esistono solo in forza del nome. Grazie. So as the great masters teach us out of their compassion that phenomena are interdependent, they arise in independence. So for us this is very important point.
che passano che realiza minsan topetazan matorio mares. Minsan topetazan yoda di connoisseurs. I have considered truth, reality. Person who will answer also truth. So that's enough. There is things there. But if you analyze, you are seeing me, only my body, and you hear my voice. That the real sort of component of this body and voice, the Dharma or something. So where is that? And body also, that consciousness, if you analyze, hand, arms, legs, you can't find physical. So if you analyze, investigate, nothing can be found. So that conclusion or mere destination. Per cui il fatto che la realtà esiste, che c'è, siamo presenti, ci sei tu che mi fai una domanda e ci sono io che ti rispondo, per cui non si può negare questa esistenza. Però, per esempio, dalla tua parte adesso mi stai guardando, che cosa vedi di me? Vedi il mio corpo, senti la mia voce, però nel momento in cui ti chiedi e analizzi, vai a ricercare, ma chi è il padrone di quel corpo, il padrone di quella voce, questo che chiamo Dalai Lama, dov'è? E lo ricerchi. Nello stesso modo, per esempio, la fisica quantistica, dal punto di vista della materia, arriva allo stesso punto, che materialmente i fenomeni, se ricercati, non possono essere trovati. La testa, ricerchi dov'è la testa, dov'è il corpo, è la testa, le mani, e le braccia, è tutto. Nel momento in cui investighi non trovi niente, però esistono, per cui come esistono? Come mere designazione del nome e del pensiero. Prossima domanda. You said that when I die, nothing remains of this person, but nothing. So everything dissolves into clear light. So, but then on the other hand, there are karmic imprints and karmic connections. So, what is really meant with the so-called mind stream? Shirikatsu, Shisona, Similarly, universal concept, 대세 십수들이 라면이 중요해요. 세븐 차라 세븐. 세븐이란 레벨 밴드들이 치유를 가는 거예요. 치유에서 먼저 이거를 아니 똑같은 내용과 똑같은 내용을 쓰는 나와 시험을 했었어요. 나중에 걸 레벨에 가서 다시 근데 시험을 통지를 따지 아니 그거는 내가 얼마나 된다느냐 아니 먼저는 투정 중수기로 해 미처는 지금 클리닉을 인류야 가설해주고 블러드 서큘레이션 가설해주고 얘네들은 대처해서 대리인의 풍부님들이 님과 상체에서 서버스되는 용도로 연자 질서, 연자 이해서, 연자 손, 연자 시 이렇게 되고 다른 생각을 더내 받은 생각이 나오네 근데 이거 인산에 내 모습을 새로 하시니까
they create one sort of new project to specially investigate about that sort of phenomenon. So that's it. Today is a Galashiva County 룸입니다. 사진조대 인계 장부실과 인계 장부는 남실 처음이 가보다 뒤에 남실 표현입니다. 그래서 어떤 진짜 남실이 경험하는 데 경험 기술을 연습자들이 내가 칠리 미스전이 추월해서 제가 파트에 있는 파트를 디자인을 내가 사진을 주면 주시는 무지를 주는 부모님을 풍부를 거쳐서 아마 섹시를 어디 나누어야지. Devo ripetere la domanda in italiano prima brevemente. Allora, dal momento che nel momento della morte si entra in questa chiara luce e tutto scompare, cos'è la continuità della chi è che va avanti, chi è che si muove, chi è che porta le impronte karmiche, eccetera? Questo era il nucleo della domanda. La risposta è questa. Sì, nel momento in cui, al momento della morte, come vi ho spiegato prima, nel terzo giro della ruota del Dharma, il Buddha insegnò la natura della mente, che è chiara e luminosa, o anche detto chiara luce. L'aspetto più profondo, la spiegazione più profonda di questa realtà si trova nei testi del Tantra, del Mantra Yoga, del Tantra dello yoga segreto, in cui si spiega precisamente gli aspetti sottili e ultrasottili della mente o della coscienza. Gli aspetti grossolani della coscienza, le coscienze sensoriali, eccetera, sono quelli legati alle attività cerebrali. Quelli nel momento in cui uno muore cessano, così come cessa di funzionare il corpo, cessano anche le attività cognitive superficiali di queste coscienze. In quel momento la persona che muore, che sta morendo, passa attraverso tutti questi livelli, prima di cessazione di coscienze grossolane, assieme alla cessazione delle attività cerebrali, alla cessazione del movimento del cuore, per cui anche della circolazione sanguigna. E poi entra in quello che è l'aspetto sottile della mente, che si chiamano in termini tecnici la luminosità, la visione bianca, quella rossa e quella nera, per andare velocemente. Dopodiché, quelli sono gli aspetti sottili della mente, anche questi scompaiono e rimane solo la chiara luce della mente ultra sottile. In quel momento la persona è morta, non c'è più nessun tipo di attività fisica. Allora, in riferimento a questo, proprio perché questo è un fenomeno, per esempio, nell'ambiente tibetano, nei praticanti tibetani, avviene spesso che un praticante al momento in cui muore, il suo corpo, noi diciamo tutta, cioè che rimane nella meditazione di chiara luce della morte, ovvero sia clinicamente la persona è completamente morta, non c'è più ritorno, non c'è più attività cerebrale, non c'è più circolazione sanguigna, movimenti di niente, ma il corpo non si decompone, rimane fresco per 1, 2, 3, 4 settimane, a volte anche di più. Questo è qualcosa che la scienza moderna non sa spiegare, che è qualcosa che è spiegato molto in profondità invece in quelli che sono i testi che parlano della scienza della mente buddista. Ora, proprio per questo motivo, da un po' di tempo, scienziati e amici hanno cominciato un nuovo progetto di una ricerca apposta su queste persone che quando lasciano il corpo, quando muoiono, rimangono in questo stato. Bene, quella mente di chiara luce nel momento in cui, dove dimora, fisicamente parlando, psicofisicamente parlando, dimora al chakra, quello che chiamiamo il chakra del cuore, questa mente sottilissima, nella voce essenziale. Quando la morte vera e propria avviene, nello stesso momento questa mente di chiara luce si separa dal corpo e entra in quello che chiamiamo lo stato intermedio. Ecco, quella è la continuità della coscienza che va da vite passate e vite future, che porta con sé le impronte karmiche. Grazie. Per quanto riguarda le spiegazioni buddiste, per quanto riguarda le spiegazioni non buddiste che
parlano dell'Atman, ovvero sia di un sé, una persona che è un fenomeno completamente diverso da quello che è il corpo, loro lo spiegano in quel modo. Prossima domanda. Dear Worship, next question. Quando c'è creazione, alcuni maschi giocano sempre da soli e loro non fanno giocare nessuno. C'è un modo che possiamo giocare tutti insieme alla ricreazione? I don't know. First day, you start your play, and then I think your face should not show seriousness or relax or smile. Then I think more children will join. Allora, perché non so come rispondere, però mi viene in mente, prova a fare così. Quando cominciate a giocare, prova a tenere un volto sorridente, contento, rilassato, non fare vedere un volto diverso, contento, rilassato. Poi vedrai che piano piano, proprio perché hai un volto sorridente e rilassato, anche gli altri bambini piano piano si uniscono al tuo gioco. La mia domanda è come superare l'ansia, la paura del giudizio, il bisogno di apparire perfetti e adeguati ai vari contesti di vita. Allora, il punto è che questo tipo di emozione sorge se mantieni troppa concezione di te come qualcosa della tua persona preziosa, quando senti molto questa cosa qua, questa preziosità, sei anche più vulnerabile, hai questa sensazione di essere più vulnerabile dagli altri. Invece, se provi a pensare, a pensare non sono proprio nessuno, sono nient'altro che uno di tutti gli altri, uguale a tutti gli altri, allora questa concezione un pochettino si rilassa, vedrai che anche le paure e questi tipi di ansietà svaniscono comunque. Grazie. Prossima domanda. Il buddismo ci insegna che nella vita di ognuno di noi nulla accade per caso, secondo la legge della causa-effetto, compresa la sofferenza fisica, psicologica o emotiva. Quando però questa sofferenza tocca le persone più fragili della nostra società, come per esempio i bambini, che purtroppo vediamo morire tutti i giorni sotto i bombardamenti, è difficile dare un senso. Quindi dove possiamo trovare la forza per andare avanti e trovare un senso a questa cosa?
동해도 멋있게 야오다. 동해를 타야 그러시고. 대화는 왜 하냐면 대화에 대화를 하시고 왔습니다. In realtà è bene approfondire e conoscere bene che la sofferenza è sofferenza, perché nel momento in cui ti rendi conto che la sofferenza è sofferenza, ti sorge un forte desiderio di liberarti. Se invece pensi che gli aspetti della sofferenza sono felicità, non hai approfondito bene tutti gli aspetti della sofferenza, non riuscirai mai a generare un pensiero genuino di volertene liberare. Per cui, da un certo punto di vista, la sofferenza va conosciuta e approfondita per quelle ragioni. 人に这个年也好，这个东南亚的这个所属的时候呢，他把家境，这个地方有上了，东南亚的这个经济的情况呢，那其实也修一下是。 Per cui così come abbiamo questa cognizione di insopportabilità nel vedere le sofferenze delle persone più vicino a noi o che crediamo più deboli, lo stesso sentimento va ampliato, espanso ad abbracciare tutti gli esseri viventi indistintamente da quali sono. Per cui questo desiderio che gli altri non soffrono non deve essere condizionato solo dalle persone vicine a noi o quelle che vediamo deboli, ma dobbiamo ampliarlo. Prova a fare così, amplialo, prova ad abbracciare tutti dentro questo sentimento. 应接起来的，先东北的闹你是说这个你是过来，接着呢，应接啥么要不成了，俺让那个东北上哪的，让那个东北民俗的经有的人呢，地方看用现场了，东北民俗经过的现在他呢，应接了的。 Quando parliamo cos'è la compassione, cos'è questo sentimento? La compassione è il non sopportare le sofferenze degli altri. Quella è la sofferenza, le sofferenze degli altri. Per prima cosa, per avere questo sentimento genuino, devi prima generarlo su di te, comprendendo tutti gli aspetti profondi della tua sofferenza e volertene liberare completamente. Poi a quel punto cosa fai? Lo stesso desiderio che hai su di te lo applichi a tutti gli altri, pensando ma anche tutti gli altri sono esattamente come me, soffrono e non è assolutamente giusto, devono essere liberi dalla sofferenza. In questo modo. 동네 대중들은 나도 셰프 왕이 동네를 미스도 어떻게 잡아야 돼? 내가 떠오르는 게 Poi se questo pensiero è qualcosa di molto profondo che ha tanta lungimiranza e tanti aspetti, per esempio approfondendo un attimo il modo in cui appare la sofferenza a una mente che la cui cognitività percepisce questa sofferenza illusoria. E il modo in cui la sofferenza appare alla mente di qualcuno che non la concepisce illusoria ma la concepisce veramente, intrinsecamente esistente, sono molto diverse. Però qui parliamo molto a lunga distanza, ancora molto lontano da questo. Thank you. Grazie. Prossima domanda. La mia domanda è: che cos'è la vita? National source, when sending source, the source is changed, national anymore, so got it. Just explain. Also, that's a diagram, G. The session of the terror, that would like to say, and then, I'm going to saw 7 getting on. Just that. 尽管协助我的这个发展的，
다른 유생 과정판에 로데지 아주 유리해졌습니다. 따뜻해야 남식 시스템이 단위 개발하고 진짜다. 네 수제도 나는 지금 Allora, no. 다른 데서 주시 metode 저기 지금 진특 과정을 내는 자는 사실 프로 자, 스톤 프로 대신에 과정을 가는 사실 그래. 그다음 지금 과정을 지금 그걸 매일 지금 지금 과정을 먹고 르지기 그 남식이 대시야 르지기 남식이 대마시야 너무 무시했어. Allora, quando parliamo di vita, la vita ha a che vedere con sia qualcosa che è senziente che non è senziente. Per esempio, diciamo anche tutti i fenomeni che vediamo, la materia, che sono formati da particelle, da atomi, da molecole, per esempio i fiori, le piante, eccetera, sono organismi viventi, ma non sono organismi senzienti, viventi senzienti. Nel momento in cui un organismo che è fondato di base da questi atomi e molecole che si riproducono, per esempio se pensi alle rocce, all'ambiente, i fiori eccetera, a livello molecolare sono probabilmente simili, molto simili. La cosa cambia nel momento in cui quel livello molecolare diventa una base per la mente, viene accompagnato da una coscienza, allora diventa vita senziente, altrimenti è solamente un organismo vivente ma non senziente. E questo c'è molto da dire. Faccio un altro esempio, questo dal punto di vista scientifico, no? Il concepimento avviene, per avvenire il concepimento, metti in una situazione di totale salute di un potenziale padre e una potenziale madre, la madre il cui ventre non ha problemi nell'utero, in cui la sua ovulazione funziona e che lo sperma del padre è perfetto, dove non ci sono problemi, anche a livello scientifico, nel momento in cui avviene quell'incontro, in quella situazione, è certo che avvenga un concepimento a cui segue una nascita? No, non c'è affatto quella pervasione, non è affatto certa questa cosa, per cui solamente
la composizione materiale molecolare dello sperma e delle uova in un ambiente perfetto non sono sufficienti a garantire il concepimento e appunto il concepimento avvenuto. Nei testi buddisti noi parliamo che manca una condizione, ci vogliono 3 condizioni, quelle 2 più la condizione della presenza di una continuità di coscienza che poi viene dalle vite passate e va nelle vite future, che prende piede e si inserisce in quel concepimento. Allora in quel momento ecco che avviene il concepimento che poi dà origine alla vita umana di quell'individuo, altrimenti non può avvenire. Questo è qualcosa che al giorno d'oggi molti scienziati stanno, a livello classico nella scienza moderna non si è ancora parlato esplicitamente di coscienza, che è diversa dalla continuità mentale, materiale, ma adesso siamo nel XXI secolo, molti scienziati stanno elaborando queste cose, stanno vedendo queste cose, stanno ricercando, per cui sono sicuro che il XXI secolo sarà un secolo di grandi e nuove scoperte scientifiche anche a questo livello. Grazie. La mia è una domanda personale. Io sono stata una persona depressa con tendenze al suicidio. Ora sono una donna che sta bene e sono una donna felice. Però mi succede a volte che io ho un forte desiderio di morire, come ritorno alla casa da dove sono venuta. Allora la domanda che io le pongo è questa: come devo considerare questo mio desiderio di morire? Come un passo indietro e quindi come un residuo della mia vecchia patologia, o come un passo avanti e quindi un cammino verso l'evoluzione? Grazie. Allora, ma c'è da pensare, c'è da riflettere su questa cosa che hai detto, perché per prima cosa la cosa da pensare è che 7 miliardi di esseri umani, fra i 7 miliardi di esseri umani non c'è nessuno, forse a parte qualche bimbo, ma nessuno che è privo di paure e privo di sofferenze. Questa è una cosa che pervade tutti gli esseri umani senza distinzione. Questo è da pensare. In più, la differenza vera e propria a contatto con i problemi lo fa il modo di pensare. 2 persone che la pensano in un modo diverso affrontano lo stesso problema con esperienze completamente diverse. Probabilmente, per cui ancora
l'importanza della scienza della mente, di imparare bene la mente e le emozioni in modo da poterle gestire e indirizzare nel modo giusto a contatto con la vita, con le problematiche della vita. Ecco perché, per esempio, a volte probabilmente quando hai una mentalità un po' claustrofobica, poco lungimirante, ecco che di nuovo tornano queste paure e queste cose, mentre invece in momenti in cui hai la mentalità più rilassata e lungimirante, ecco che improvvisamente ti senti libere da queste cose. La cosa da fare è da adottare il più possibile una mentalità, un modo di pensare lungimirante, aperto e rilassato e andare a sforzarsi in quella direzione. Grazie. I think my life not very easy, a lot of difficulties. So when some serious difficulties come, if only think that way, I may take suicide. But I always look from wider perspective. Then certainly there are causes which are too much worry, sadness. But at the same time, there are many things which you feel confidence and sort of optimism. So, that way, I think this human brain, marvelous, we should utilize human brain so that we judge wider Per cui, per esempio, se faccio l'esempio della mia vita, la mia vita è stata costellata da tantissimi problemi enormi. Se io mi fossi concentrato sui problemi solo dal punto di vista del problema, sarebbe da suicidarsi. E invece no. Non approccio il problema solo dal punto di vista del problema, ma da tanti punti di vista. Non entro solamente in una problematica e basta da dove non puoi uscire, devi guardarlo da tante prospettive, da tanti altri punti, e vedendolo da tanti altri punti ci sono tantissime altre situazioni che sono estremamente positive, dove c'è tanta speranza, dove c'è tanta bellezza, tanta gioia. Per cui in quel modo riesci a affrontare il problema senza esserne completamente travolto, devi guardarlo da tante prospettive. Io credo che il cervello umano è veramente meraviglioso, va utilizzato in un modo lungimirante, vasto, che abbraccia la realtà. From Brussels. I have a very good question, Holiness, on the Prajna Paramita or the Wisdom Paramita, which is the emptiness itself. As Shantideva said, this is the most important Paramita, of course, and the enabler of other Paramitas, and that's of the Gita. And as the Shastras usually say, we should ideally keep this non-dual awareness with us at all times. I was wondering, Holiness, if you could give us perhaps some tips or suggestions on how to keep this non-dual awareness with us at all times during our daily lives and thus outside the meditation cushion session. Thank you. 사제를 주문하는 저 사제를 주문하는 배전 무대를 주문하는 데요. 투주고 싫어, 성주고 싫어, 건주고 싫어 그거. 저는 나도 투주고 싫어 그거는 고아지 이제 이 상태고요. 배는 성주고 싫어 양제 아니 배전 나가는 뭐 겉도 배전 찌르고 가는 것이 배전 뭐 겉도 아니 야만은 나는데 다 차샤는 지금 좀더 뭐 따와가는 거예요. 제디 또 수제부지 또 겉도 힘주시 되네 성루시로 이시해야지 사실 성루시로 생각은 사실 잡았으면 딴따고 찾아서 딴데는 이신 때문에 제대로야지 시작을 이신이 되는데 아니 야나야 공지 야나야 따라서 뒤 공원체
대가를 서로 용기를 주지. 당시에는 시골로 매치에서 도용돼. 대가를 용기를 영어로 치우쳐. 대내 주주의 용기, 대내 주민의 용기가 우리를 매서로 되게. 저들이 가도 공지를 잘해서 얼마 전에 내 돈이 나와서 그래서 주수시켜. 저 돈이 시작했죠. Allora, sia nei testi buddisti che non buddisti si pone molta enfasi sullo sviluppo di 3 tipi di saggezza. La saggezza che sorge dall'ascolto, la saggezza che sorge dalla riflessione e la saggezza che sorge dalla meditazione, dal condizionamento abitudinale. Ora, il primo tipo di saggezza, quella che sorge dall'ascolto, non è stabile. Non è una cognizione stabile, è un apprendimento. Poi su quella base, sulla base della saggezza dell'ascolto, devi adottare la saggezza della riflessione, riflettendo sul soggetto, ma non solamente sulla base di una scrittura o di un testo, volgendo l'attenzione e la tua analisi a tanti differenti testi che parlano per esempio delle scuole filosofiche e devi cercare di comparare queste visioni filosofiche fra di loro analizzandone il significato. Prendendo dimestichezza con questo secondo tipo di saggezza piano piano, che cosa succede? Succede che generi delle certezze. Probabilmente se generi una certezza molto solida si chiama un'inferenza valida, ovvero sia hai generato una cognizione valida e inferenziale, diventa piuttosto stabile su quel tipo di apprendimento. Poi non è sufficiente, non ti devi fermare lì. Poi questa cognizione, questa comprensione valida stabile la devi prendere per condizionare la mente con questa comprensione in modo abitudinario, devi inserirla in quello che chiamiamo meditare, vuol dire che inserisci nella mente la condizione con questa comprensione in modo abitudinario e a quel punto che cosa succede? È ancora un processo graduale. Per prima cosa sorge una saggezza di quella meditazione, di quell'abitudine di condizionamento che richiede lo sforzo. No, scusate, che per prima cosa sorge un'esperienza iniziale di quel tipo di comprensione, poi su questa base la porti avanti, sorge un'esperienza vera e propria che però ha bisogno dello sforzo per essere indotta. Poi continuando ecco che questa esperienza valida non ha più bisogno di nessuno sforzo, è inserita spontaneamente nella mente. Quello è la saggezza che sorge dalla meditazione, che comunque va continuata a coltivare. Il coltivare di queste comprensioni, condizionando la mente, meditando, è estremamente importante. Io per esempio, quando penso solamente sul soggetto della vacuità, poi queste cose verranno spiegate dopo nel commentario, probabilmente. Io è almeno 60 anni che applico queste 3 tipi di saggezza alla comprensione della vacuità. Thank you. Now I think let me now start a lecture on this text. I think tomorrow it may find the opportunity, some question and answer. So now today I think I will stop here. Adesso, se permettete, andiamo avanti con la spiegazione del testo, per cui potete sedere e se abbiamo tempo probabilmente domani andremo avanti con le domande, ok? Grazie. Ecco. Quindi cavallo che fate viena e a ciò che voi di pacchi c'è una serie, bisogno di una serie di tavolino. Sì.
give me one sweet.
告诉我们讲话做谢谢。当然，大部分都是哪里来的？确实，就是另外来了，项目单据上去看的是这种话。现在呢，就是重要的。这就是不是这里啊？相对相对老子呢有那些，那我但是如果没有到我天这个可以，其实说呢，这些这种特别我到我每个是从小的，现在的电视是特别热的，这个不是这个的情况，太没问题了，这不是。那时候好多呢，只是想着学出来，当时这个叫就是老师课程，看你模拟考试，去个那些什么样学习过来，所以呢，其实就是什么样学习的，在是什么样的，连到的，我台湾到海南省更是那的，看样民俗的。muito o mesmo disse já não sou de fazer já chega ele já só de ter na ele chegou olha sasa ele não churia que já não sou de fazer quando ele na vida do dia这个过程的平面兄弟，也是一点建议，能些人说的就叫但是如何张年，那些语言呢，语言呢，知道就早打下来，我当然是早下来，都是我。天天这么就真的，妈必须得台湾，你是从真的就是这样。Allora, questa mattina abbiamo parlato di Nagarjuna, del grande maestro di Nagarjuna, abbiamo visto dei passaggi particolari dei suoi testi che parlano sia dell'aspetto vasto, del sentiero vasto, bodhicitta, sia dell'aspetto profondo che è la vacuità. E di come quel particolare passaggio appunto del Guagliasca di essere scogliati aveva la sua idea della vacuità, aveva la sua radice in questi testi di Nagarjuna. Se guardiamo questi testi di Nagarjuna dove provengono dalla perfezione della saggezza, e dall'analisi di quello che è la realtà della cessazione con i suoi quattro aspetti. Ora, in Tibet, quando questa tradizione dell'Ananda arrivò in Tibet durante il regno del re Trisondesen, che invitò il grande maestro, uno dei più grandi maestri allora viventi negli anni dell'Ananda, che era appunto Shantarakshita, e fu Shantarakshita che iniziò, diciamo, il sentiero del vasto, per cui tramite che iniziò il sistema delle ordinazioni, dei monaci e delle monache, il sistema delle traduzioni, il sistema dello studio e dell'analisi dei vari commentari. Per cui si può dire che questa la tradizione del buddismo tibetano è veramente radicata in quello che è la tradizione dell'Ananda, dal momento che lui era un grande maestro dell'Ananda, ma non solo, era un grande maestro madhyamika ed era un grandissimo esperto anche nella logica e nella cognizione valida. Per cui, essendo che il maestro originale, diciamo, della tradizione tibetana era un grande esperto della logica e della cognizione valida di madhyamika, anche i tibetani, le tradizioni buddiste tibetane che si svilupparono in seguito, per cui Nyingma, Sakya, Kagyu, eccetera, posero e pongono tuttora una grandissima importanza nello studio e nella pratica della logica, della cognizione valida e specialmente dei testi madhyamika, per cui tutti i testi, tutte le grandi tradizioni tibetane hanno
una forte enfasi, in quello che Madhyamika vuol dire la via di mezzo, la via centrale, in quello che era quella visione filosofica. Per esempio il grande maestro Rendava Shanmurodro, che era anche lui un grande maestro del Tibet, Satya, e lui soprattutto mostrò un interesse molto particolare nella visione madhyamika, scrisse anche un commentario particolare a dei passaggi del Bodhisattva Charyavatara di Shantideva, basato su madhyamika. Non solo la visione madhyamika diventa estremamente importante anche nella pratica del Tantra, per cui sia la pratica sutra che il Tantra diventa fondamentale. Rinpoche, la Mazzucata, era discepolo di Rendava Shanmurodro, per cui automaticamente anche lui, essendo il suo maestro così intensamente interessato alla visione madhyamika, lui stesso si risvegliò un grande interesse nel comprendere la visione madhyamika, e se vediamo ebbe una progressione la sua comprensione. All'inizio, se vediamo i testi, per esempio il Rosario Dorato, che è il suo commentario all'ornamento, alla Samaya Rakaraja, espone la Bhaktivedanta, appunto il modo in cui lo spiega. Si capisce che era giovane, che non aveva la sua analisi sulla realtà ultima, non era ancora completa. Infatti parlava di come, perché se cercato il fenomeno non appare per niente, però la realtà convenzionale bisogna aderire alla realtà della realtà convenzionale dell'interdipendenza. Quello dimostra che non c'è ancora una fase di completo sviluppo di analisi per quanto riguarda la sua visione della facoltà. Infatti in seguito, grazie anche, prima sostenuto da Todd Giappegliazzo, che era uno dei suoi discepoli, che fin da piccolo aveva la visione diretta di Mangiugiri, Rinpoche cominciò a porre delle domande a Mangiugiri per quanto riguarda la sua visione di madhyamika, prima che l'avesse realizzata, chiedendosi appunto la sua visione del madhyamika era una visione madhyamika degli autonomi oppure dei conseguenzialisti, e Mangiugiri rispose nessuna delle due. Per cui, allora che cosa fece Rinpoche? Continuò lo studio dei grandi testi di Nagarjuna e così via, combinando questo studio con un'intensa pratica di approfondimento, di purificazione, di accumulazione di meriti, e poi infine proprio leggendo un passaggio particolare del grande maestro Buddhapalita, che spiega come nel momento in cui vedi la realtà del sorgere dipendente, quella ti fa comprendere che la vanità di esistenza intrinseca e così via, così come per esempio un passaggio del verso 12 dei tre aspetti principali del sentiero, nel momento in cui sono simultanee l'apparenza dell'interdipendenza e della vanità senza alternanza, solo vedere l'infallibilità del sorgere dipendente, tale certezza distrugge tutti i modi di concepire gli oggetti. Ecco che l'analisi della visione sarà completa, per cui leggendo questo passaggio di Buddhapalita, del testo di Buddhapalita, un passaggio simile, ecco che in quel momento realizzò direttamente la vanità, e in quel momento gli sorse una fede enorme nel Buddha Bhagavan, proprio per il fatto di aver insegnato il sorgere dipendente dei fenomeni. tendenci 차례야 tenden자와 senso야지 공부를 주기 내신 꿈에서 지는 체질 다른 식이 리모트 주민 체질 그래서 그 소리가 아니 때문에 대शा한테 전에 때문에 전에 떼주는 때문에 랑 나올 줄 알았어요. 이번에 때문에 다른 데는 주대요. 자본을 수행이 자본사이 대안이 디니치 전소야. 다 사실이 아니 자본의 선제를 통론 되고 추임이 주신 너희들 차원에서 이게 똑같은 보면이 추임 때문에 좋아지는 정도. 자, 이들이 이제는
이루 네 대안에 타니 군속이人民 안에 이루 네 지금 경제 대중사 일반에 제시기를 다 단답자가 털고 지금 이루제 안에 그 이루순을 살다 대중 타이어제 저것들은 열심히 다 대중이 되고나니 어디 관계성과 그들이 대중이 가서 들어보면 주인 잡아들고 좋아하는 순간을 드립니다. 그들이 유산에 사기를 잡아라 꾸이 우수의 천을 톡근질의 천을 숨지의 천을 남아 소리를 하네 또 숨지의 천을 샤이어요. 대난에 단답 잡아 때문에 숨대가 떠오르죠. 가르쳐는 사실 숨대이 동양 모양으로 나온 거예요. 이제 유산에 동양 모양이 그게 앞으로 분명히 나그게 많아진 동양 모양 특히 대중은 격하는 시도가 찍고 그렇게 시작해요. 그래서 유산에 어느 대중은 격하는 신령하고 성부에 정말로 누구의 역사에 떠받쳐 나시 젊은 세계다 대중 약화는 리얼 매주에 통일청 총회 아니면 말이야 에디슨 명언에 말이야 젊은 세계다 중진단에 에디슨과 좋습니다. 그런데 에디슨 문제는 제 뒤판에 나타나는 것에 있었죠. Per cui Nagarjuna, così pure come troviamo nei testi di Nagarjuna le lodi che Nagarjuna pone al Buddha Bhagavan, perché possono essere poste lodi dal punto di vista delle sue grandi attività infinite del corpo, parole, mente, lo pone soprattutto perché per il fatto di avere insegnato per propria capacità, per averlo visto e realizzato lui stesso, la realtà ultima del sorgere dipendente, per aver insegnato questo, di tutte, comprendendola, proprio per il fatto di aver insegnato come comprendendo la realtà ultima del sorgere dipendente che si abbandonano, libera da tutte le elaborazioni concettuali che si abbandonano alla sofferenza. Lo scopo principale del Buddha di insegnare, delle sue attività di beneficio agli esseri qual è? È quello di liberare gli esseri da tutte le sofferenze. Questo è quello lo scopo principale. Che cos'è che libera definitivamente in un modo irreversibile dalle sofferenze? È proprio realizzare la realtà ultima, per cui dal punto di vista di mostrare la realtà ultima che il Buddha viene lodato da Nagarjuna è distinto da Janice. Poi prima sono dimenticato di dire una cosa, così come il Buddha stesso ha insegnato, io non ti libero dalle sofferenze come lavando le vie con l'acqua, non ti do la felicità come darti un dono e non ti posso neanche trasferire le mie realizzazioni su di te. In che modo ti libero? Guidandoti, mostrandoti la realtà ultima del sorgere dipendente dei fenomeni. Per cui fra tutte le attività supreme del Buddha di beneficio agli altri, corpo, parola e mente, la suprema è quella della parola, fra tutte queste l'insegnare il Dharma, e fra questo insegnamento del Dharma, quello supremo che cos'è? È proprio questo, l'insegnamento che ti porta a comprendere cos'è la natura ultima del sorgere dipendente, così come hanno fatto Nagarjuna e gli altri grandi maestri che hanno lodato Buddha, per esempio Nagarjuna nel suo fondamento di saggezza, nei versi di apertura, di omaggio, e anche nei versi di apertura dei 60 ragionamenti, un altro testo in cui dice il Buddha ha insegnato
然后我说我要是什么样的事？他可能是实际说你这个东西呢，要这个这个东西，哎，这个是，然后这个是呢，什么呢？这个是说呢，这个呢，我觉得看着这里这种当的也是说。다 때문에 개정이 되는 나라처럼 되기 쉬워. 그다음에 개정 나라처럼 다 말하는 놈에 거만스럽지 나오냐 되고 공조대 15% 상하서 지하고 때문에 완전히 이 점대들 앞에다 하고 살아요. 점대들이 대신 소셜들이 군중 때문에 군중 때문에 저것도 되는 거야. 군중 때문에 너는 저것도 되는 거야. 때문에 완전히 세월을 잡아서 되게 소소한. 나 동네에서 싸웠는데 때문에 완전히 한국이 멀고 멀고 진짜 미시미시거다. 멀고 왕이 동네 민족과 대화를 때 동네이 래 도시야지. 우리가 있는 산에 그 멀고 왕이 도시 남시에서는 도시 남시 깨를 말해 도시 래산이 계신님을 지키고요. 래산이 계신님을 como tenue su문을 지잖아. 래 중심에 되고 계시기 지키고요. 근데 래 지고 래 시골 근데 래 시골에 오셨다. 아니 저거야 저기 산에 근데 래 시골 아니 대사로 남시 교련에 되기 근데 뭐예요? 이번 도시 수건 남시 있어요. 근데 남시가 도시 아니 계신님을 가니 10명 줬으면 되는 거기 10억 화사스는 10억스는 뒤 90지 남시 있어요. 다른 근육 남시 사시다 주고 10억이야 세대 썼던 11대 중체 아니 전에 이제는 중산에 제일의 교체니 달아야 제일이 남시세 중도가 사실은 나가는 탐구대 동영서 미식을 해주시 동영서 머리머리 쓰고 자 동네 저거 머리머리 먹고 요래 그래서 머리머리 미식을 먹어 동네에 타워 조직성을 yapıyorlar. Zaten en düşük çeşitli yüksek çeşitli öğrendiğiniz. Dediğim 머리부터 모야지 머리부터 미시고 있는 사람이 미시고 모야 있는데 시에서 거치 머리가 있는 거죠. 자들이 그들을 머리부터 미시고 썩는 거죠. 때려 완전히 머리부터야. 대권하니까 뭔가 머리부터 letter mengenai Isha di kasus ini, tak dapat sawat cekik mengenai jawabannya mengenai Isha. Contohnya, ini letter mengenai selama ini saya, selama ini saya, tapi sawat di jawabannya mengenai cara. Jadi jawabannya mengenai saya. 대권하님 친지하고 시에서 어떻게 대권하님은 몸을 어떻게 녀무시고 나와는 대권하님 시에서 어떻게 대권하님은 몸을 녀무시라는 식으로 이거 지금은 증강 무엇을 깨라고 하는데
그런 남자는 무슨 이제 여자가 싫어 지 당분간은 뭐래 지 민족이 접지 좋아하니 돌려야 다 남자 차지 차단이 그 인지다 왜냐면 레데 그 소리를 두어야 돼 이는 뒤 나와 창방이 있고 머리에 거기다 이거 지금 인간에 진단 결합하고 거든 아까는 머리보다 진단 결합을 그들이 머리에 대권을 머리에 되게 다 나와 차라 왕이 주도 왕이 머리에 보면서 맞아왔어요 다 그들다 때문에 저도 지금 보면 나와 대중을 대권을 지지하고 했네 얘는 정말이다. 저거 집에서는 딱 보면 나오고 시작했어요. 근데 이제 딱 보면 나오는 거예요. 시작했어요. 처음 라고생긴 주문집은 저거 딴 데는 오셔. 대지는 오셔. 다 처음 대보로 주고 집은 딱 그릇이 더더욱 우리의 중앙으로 잡사나는 각자대고 무엇이든 메나스리지 각자대고 무엇이든 남스리지 연예인 나 타이어들한테 시행이 무엇에 애니 각자대고 무엇이든 메나스리지 것이야 타이어들한테 미시기 애니 각자대고 무엇이든 등이요 아들 내 장소한테 내 아들이 돌아가시지 알아서 후회하는 되게 여기서 만나는 거다 어떤 때문에 나왔을 때 저한테 이게 어떤 가난 미지 이게 백기식 미지 그걸 보면 되게 여기서 만나는 거다 어떤 때 가서 대만 무엇이 나왔을 때 나한테 가서 무엇이 없는 게 있는데 나왔다고 대만을 재미있게 누가 나야면 기본적으로 다시 필요가 없을 거래 나야면 기본적으로 야오지 각색 캐릭의 양도지야 각색과 꺽슈를 체제에 나온 사이에 편의분의 신학이었는데 나는 편의분의 있는데 나는 좀 이상하지 거야 차도지가 계속 계산 보면 다른 곳이 나와서 초구 시도는 시설적인 일이 있었어요. 루진점에 때문에 대단하다. 다른 뭐냐? 돈이 모두 실속시하기. 그동안 나는 돈이 뭐 다시잖아요. 돈이 나왔으기 때문에 가만히 양무지 거래. 도시 때 있잖아요. 다니면은 요즘은 이런데 나 다니면은 좀 배나 사가지고 커다 쳐서 왜 있잖아요. 나이면 그 기본으로 돈. 저는 도시에 가서 내가 타이어를 하는데 미신이 너무 가서 멋있게 나왔을 때 좋은 거야. 나한테 나와서 멋있지. 어떤 나왔다고 되게 먼저 줄 사람에 나왔대. 때문에 된지시야. 저번에 머리부터 들었어요. 그러니까 되게 아트라시오라고 그러더니 가다에 고문을 중이 차단을 어디 취미직 남도가 요구했어. 취미직 남도가 대진이 요구했어. 대학에 모시면 세부직이에요. 공덕도 당공한테도 그런 거 되겠지. 아니, 주고 아버지 스포는 제가 지금 내년으로 고주있는 집에 콩으로 먹으려면 세상과 생수 대행이 그러냐 공부에 주둔하는지 공처에 말해 나보다 가까이 컴피티션 세상은 생수 대행 생수의 유인의 시우지 민족것이 남겨요. 이 민족과의 차 야자 고주당과 공산을 과연 남도 제시하시 어떤 취미직 남도 됐을 거다. 취미직 남도 좋다.
대자에는 이동을 참 남도 조다 쉬우지 이동인데 시당 선생님이 차 30년 무조건지 시민지는 남도 남도 어떤 면을 보시는 데 대해서 대략 때는 장난이 정도가 아니 뭐를 우선해야 된다 하는 데는 양육제가 세분이 시작해야 돼 싫어하는 것이 나한테는 인류산에 대한다 지금 그것이 있는 데에서 보내드렸어 강식성을 태도왔어 더 강식 통리 이번에 주는 대들이 자기분의 이것이 나오다 준비 사무실 커다셔를 주는 대도 낮에 그지고 어떤 되게 머리 거는 미국 지금이 저다 무슨 계획권에 내셔내시는 분들이 어떤 대소문들 강식 토요일에 어떤지 모를 수 없어 나는 되기를 해야 돼 근데 뉴욕은 누가 돼지고기 거는 거야 then you something called 돼지고기 메뉴 다 저기서 롤레 그냥 나와서 좀 매사가지고 그리고 어떻게 근데 제스포는 돼지고기 튀기는 이 주적공 취미 가다지 탈발 감사 송샤네 지금 나는 너무 상황하게 당신이 시작되게 당신 라파티 가사가 당신 시작되어요 가사가 당신이 제이들은 지나는 시작 남인 차시 가사가 당신 차시 타니도 이제 미시베 로기 가사가 아멘은 제이가 최근에는 각자 각자 땅마다 각자 제 땅에 신이 모집을 찾는 시집을 찾는 어디에 있는 땅 제스포는 나와 있다는 주인님은 저거 지금 대단한 이런 데로 소식이 되는 것이고 무슨 일이지 나오는 때 중세를 가려서는 어느 날 되겠다 뚫어 Per cui Genco ci compose questa lode della relazione dipendente che comincia dicendo poiché insegni ciò che hai visto, sei il maestro e il conoscitore insuperabile. Sei il conoscitore insuperabile perché? Perché hai conosciuto tu con certezza quella realtà. E sei il maestro insuperabile perché? Perché l'hai spiegata in un modo eccellente, sei l'unico che ha spiegato quella realtà pietosa che ha insegnato te dentro il sorgere della relazione dipendente e a te mi prostro la prima notte. Per cui nella spiegazione, per esempio, nei nostri monasteri, fuori dalle porte dei nostri monasteri, ci sono i dipinti che noi chiamiamo qui in Occidente della ruota della vita, che sono composti da 15 elementi diversi. Quel dipinto fu indicato da Buddha Shakyamuni stesso, per cui viene all'origine. Che cosa spiega? Spiega come si forma l'esistenza sansarica e come si ferma l'esistenza sansarica dal punto di vista di quelli che chiamiamo le 12 diramazioni del sorgere dipendente. Per cui il primo di questi, per cui dal punto di vista della formazione, la causa di tutto che cos'è? È l'ignoranza. E l'ignoranza che cos'è? È una mente che non conosce, che non sa. Per cui questa ignoranza, questo non sapere, diventa la causa di tutta la sofferenza. Per cui benché noi tutti vogliamo sempre essere felici e non vogliamo mai soffrire, perché questo non avviene? Proprio perché ignoriamo un certo tipo di realtà. Ora, sulla base di questa ignoranza, ecco che agiamo. Per cui il secondo di queste diramazioni del sorgere dipendente, che cos'è? Un termine tecnico,
compone, ovvero sia le azioni. Nel momento in cui l'azione viene portata avanti, qualunque tipo di azione, lo stesso momento che l'azione, per esempio dal punto di vista della scuola conseguenzialista magnamica, un fenomeno composto, nel momento stesso in cui si produce sta cessando. Il momento stesso della sua produzione è insita la sua